Abbiamo consegnato l'ultimo esposto prodotto da Ambiente Venezia e Comitato No Grandi Navi, abbiamo ribadito l'importanza di questa battaglia che va avanti da 7 anni ormai, anzi forse dal settembre del 2011 possiamo dire, e quindi la necessità che la voce del Comitato dei cittadini, delle 10.000 persone che c'erano sabato scorso in manifestazione a Venezia, venga ascoltata e venga presa in considerazione, che è quella che dice uno stop al passaggio delle navi, e quindi speriamo che venga recepita positivamente questa posizione sulla questione dell'applicazione del Clini-Passera. Il ministro Toninelli non ha incontrato il sindaco Brugnaro né il presidente della regione Zaia, ma ha detto sì a un breve incontro con una delegazione del Comitato No Grandi Navi. Una manifestazione, voglio dire, della potenza del corteo di sabato, perché è abbastanza, e ci fa piacere questo, è abbastanza singolare che non incontri Zaia e Brugnaro, ma che scelga invece di incontrare il comitato. L'intenzione è quella di far capire al ministro che serve una soluzione subito, ma soprattutto serve un progetto valido. Il Vittorio Emanuele è una bugia, Marghera è una bugia, non esiste alcun tipo di fattibilità di queste pseudo soluzioni che non sono soluzioni. Chioggia, quando Toninelli dice fuori le navi alla laguna e poi dice Chioggia, noi gli regaleremo una cartina della laguna, perché Chioggia è dentro la laguna, gli diamo questa dritta al ministro. E Chioggia non ha un progetto, nessuno, non so voi se l'ha presentato prima in anteprima, ma nessuno ha mai visto un progetto su Chioggia. L'altra cappata del porto in spiaggia San Nicolò, anche quello ha lo stesso valore di una chiacchierata al bar tra due amici che hanno bevuto troppo, perché non è, anche questo non ha alcun tipo di valore progettuale, non esiste alcun progetto. L'unica cosa sensata da fare, noi lo ribadiremo, così come è stato ribadito da 10.000 persone sabato, è: avete avuto 6 anni per trovare una soluzione, governi tecnici, governi di destra, governi di sinistra, governi del continuità e del cambiamento, in 6 anni non avete fatto niente, nulla, assolutamente zero. State ancora brancolando nel buio rispetto a quali soluzioni attuare.